La politica con le elezioni amministrative del 25 maggio a Padova a sostegno del sindaco uscente Ivo Rossi è arrivato Antonio Di Pietro, presidente onorario dell'Italia dei Valori, un'occasione per l'ex di Mani Pulite di commentare il ritorno di Tangentopoli, il nostro corrispondente Stefano Edel. Antonio Di Pietro, presidente onorario dell'Italia dei Valori, lancia la campagna elettorale del suo partito per le europee e per le amministrative a Padova, dove la sua lista appoggerà Ivo Rossi nella corsa a sindaco. A Padova siamo presenti con la coalizione per poter rilanciare questo progetto culturale, politico e programmatico. A livello europeo riteniamo necessario la presenza dell'Italia dei Valori ancora per rilanciare lì alcuni temi fondamentali che non possono essere risolti solo a livello nazionale, perché noi ci lamentiamo perché la Fiat piuttosto che Electrolux piuttosto che altre se ne vanno, ma se ne vanno anche perché in Italia è impossibile pagare le tasse in modo così elevato ed è impossibile accettare che ci siano tanti evasori anche proprio per questo. Sugli arresti eccellenti di Reggio Calabria e Milano, l'ex PM di Mani Pulite ribadisce: con Mani Pulite noi abbiamo scoperto un tumore sociale, invece di curare la società dal tumore hanno messo in piedi, chi è andato all'interno del Parlamento, tutta una serie di attività per bloccare le indagini, per fare in modo che gli impuniti restassero tale e per fare in modo che si continuasse a comportare nello stesso modo. L'abolizione del falso in bilancio, l'abolizione del reato di concussione per induzione, l'abolizione del sistema delle prove che non possono valere in processi diversi dal proprio, è l'esempio tipico di come questa classe politica in questi anni ha voluto non vedere